Un cordiale saluto amici di WeSport e ben trovati al Valentino Mazzola di Gaggi, 17ª giornata nel campionato di prima categoria. Il Gaggi, dopo la vittoria per 4-0 sul Casalvecchio, vuol difendere il primo posto. Di fronte si trova il Città di Villafranca nella pancia della classifica e reduce dal rinvio della sfida contro il Città di Linguaglossa. Mister Camarda conferma il 4-3-3 davanti a Montesanti in difesa, Costanzo, Mazza, Scandurra e Baccaro in mediana, Chirillo, Mannino e Cannata in avanti, lo Iacono, Franco e Silvestro. Città di Villafranca con Ciraulo, Mangano, Curcio, Cardaci, Rizzo, Capilli, Gangemi, Ruggeri, Centorrino, Comunale, Pirrone. Si parte col film del primo tempo dopo 20 minuti di equilibrio, palla messa dentro da Gangemi, arriva a Centorrino che va in girata, termina sul fondo. Al 21esimo un minuto di silenzio per ricordare il cosiddetto binario 21 della stazione di Milano. Da lì centinaia di ebrei, partigiani e deportati politici trovarono il viaggio verso i campi di concentramento. Si torna allora in campo. Centorrino per il Città di Villafranca gira sul fondo, l'assist di Comunale al minuto 23, ancora Centorrino, stavolta serve alla grande Pirrone, a tu per tu col portiere, cerca di batterlo, l'uscita di Montesanti gli chiude lo specchio, anche in questo caso Villafranca vicino al gol, minuto 24, Pirrone dalla distanza, Montesanti in qualche modo la disinnesca in due tempi. Al 27esimo Chirillo ruba palla a centrocampo, prima offensiva del Gaggi, ancora in avanti Chirillo, cerca il destro, l'estremo difensore Ciraulo, ex Messana e Atletico Messina, anche lui in due tempi dice di no. Nell'ultimo quarto d'ora pericoloso il Gaggi, prima su rimessa laterale di Franco, la sponda e su Silvestro che calcia trovando il palo, secondo legno consecutivo. Nel giro di 2 minuti cross dalla destra di Costanzo, arriva Baccaro che sfiora il gran gol. Si va allora a riposo a reti bianche al Valentino Mazzola di Gaggi, ancora 0-0 tra Gaggi e Città di Villafranca in questo incontro della 17ª giornata del campionato di prima categoria. Si parte con la ripresa, dopo un minuto Chirillo riceve il pallone da Baccaro, sguardo in mezzo, sventagliata clamorosa su Silvestro che va col colpo di testa sull'esterno della rete. Il Gaggi alza i giri del motore, azione corale al minuto 47, Chirillo, ma ancora Ciraulo ci mette la manona e allontana il pericolo. Minuto 48, rimessa laterale lunga di Chirillo, arriva una deviazione, Baccaro allora si coordina per il mancino, lo spara potente ma non preciso. Minuto 55, Franco a destra ancora per Chirillo che entra in area a contatto con un avversario. È Curcio infatti che ferma la corsa del numero 8 del Gaggi e calcio di rigore dal dischetto. Lo stesso Chirillo spiazza il portiere, 1-0 per la formazione di Mister Camarda che vicina all'ora di gioco si porta avanti. Al minuto 65 primo cambio per i padroni di casa, dentro Dallura, fuori Mazza, staffetta in difesa quando al 69esimo la rimessa laterale di Baccaro viene toccata un paio di volte ai calciatori in maglia bianca, arriva sui piedi di Costanzo che si mangia il 2-0. 74esimo Chirillo in verticale per lo Iacono va alla diagonale pretenzioso e per poco non fa un gran gol. Minuto 78, sostituzione per i Gaggi, entrano Riccine e Iervolino per Cannata e Costanzo. 80esimo corner di Baccaro sul secondo palo, sfera rimessa in mezzo, Iervolino trova la deviazione sotto porta di Franco e 2-0 del Gaggi che mette dunque al sicuro la partita. 87esimo ultimo cambio, entrano Alaimo e Batticiotto, quest'ultimo all'esordio in prima squadra per Franco e Silvestro. E così invece che termina il match del Valentino Mazzola. Il Gaggi conquista l'11ª vittoria in campionato su 17 partite e mantiene 3 punti di distanza sull'Agro Savoca. Un cordiale saluto amici di WeSport e come sempre alla prossima.